Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Cari amici, finalmente una vittoria convincente in campionato per il Napoli, il quale batte fuori casa a Crotone il Crotone con un poker per 0-4. Quindi una vittoria finalmente molto gratificante per quanto riguarda la classifica, ma soprattutto molto convincente per quanto riguarda la prestazione. Infatti Crotone-Napoli finisce con una meritatissima vittoria, un poker del Napoli in una gara che gara non è mai stata, cioè nel senso che tutto è stato sempre del massimo dominio del Napoli, sia nel primo tempo e soprattutto nel secondo tempo. Un'ottima prestazione di tutti i singoli, proprio tutti, quelli che sono stati scelti da Gattuso come titolari della gara ed anche coloro che poi sono subentrati man mano dalla panchina. Una prestazione molto bella, soprattutto di Lozano, non tanto per il gol, ma proprio per la prestazione in se stessa. Nel primo tempo Ospina un paio di volte ha salvato il risultato, come fece in Europa League nella partita scorsa con la Z Alkmaar, quindi alla fine tutti soddisfatti, compreso io, per questa gara, anche se non dobbiamo assolutamente esaltarci più del dovuto. Perché? Perché anche se questo Crotone qualche settimana fa aveva fermato la Juventus con un pareggio, non è certamente una delle squadre, uno degli avversari più forti del campionato, infatti lo vediamo giù in classifica come fanalino di coda. Anche se il Crotone è una squadra ben messa in campo dal suo allenatore e soprattutto gioca veramente con il coltello tra i denti ogni partita, quindi dà il massimo che può, anche se poi naturalmente la rosa tecnicamente è inferiore al Napoli. Quindi una vittoria sacrosanta, una vittoria meritatissima che però deve lasciarci con i piedi per terra, anche se in classifica in questa giornata il Napoli ha fatto qualche buon passo avanti. E allora, dopo aver parlato così proprio brevemente di questa partita che ha poco da dire per quanto riguarda la cronaca, ma certamente tanto da dire per quanto riguarda la goleada del Napoli, io voglio dirvi una mia impressione che ho notato subito dopo la gara sui social, in particolare su Twitter e su Facebook. I tifosi del Napoli che nell'ultima partita in Europa League contro la Z Alkmaar, dove il Napoli ha pareggiato, tutti quei tifosi che criticavano Gattuso, criticavano soprattutto la squadra per quel pareggio, dopo il poker rifilato al Crotone, tutti addirittura dicono questo Napoli vincerà lo scudetto. Io mi auguro che, come fanno tanti purtroppo, voi non vi siate soffermati al titolo di questo video e quindi non pensate che sia un mio pensiero il titolo di questo video, ma ho voluto intitolarlo così proprio per farvi comprendere come è vero quel che si dice, cioè che noi tifosi napoletani, o meglio la grande stramaggioranza, passiamo facilmente dal demoralizzarci all'esaltarci. Infatti dopo l'Europa League con la Z Alkmaar, dove il Napoli è ancora ottimamente piazzato in classifica, gli basterà solo un punto contro la Real Sociedad per superare il turno, dopo quella gara
un sacco di critiche a non finire sull'allenatore Gattuso, che anche a me sicuramente in molte cose, in molte sue scelte non le condivido, ma dire che Gattuso è un allenatore da Serie C o Serie B è veramente, secondo me, un po' troppo. Ed è questo, è proprio questo quello che si diceva dopo la partita di Europa League. Invece adesso, dopo questo bel e convincente poker rifilato al Crotone in campionato, improvvisamente questa squadra e questo mediocre allenatore diventa una squadra da scudetto per tantissimi, la stramaggioranza di tifosi del Napoli. E allora io voglio dire a questi tifosi, fratelli partenopei, per favore, smettiamola di esaltarci in questo modo esagerato dopo una vittoria. Certo, dopo una vittoria in trasferta così convincente, anche se purtroppo per il coronavirus non esistono più le gare in trasferta in casa, perché senza pubblico vale ben poco sia la trasferta che la gara in casa. Dicevo, smettiamola di esaltarci all'inverosimile dopo una vittoria. Godiamone, sentiamoci felici, sentiamoci orgogliosi della vittoria meritata del Napoli, non solo adesso, ma ogni qualvolta succederà. Ma per cortesia restiamo obiettivi, restiamo con i piedi per terra. Perché? Perché, come dicevo nel video scorso, il Napoli è una buona squadra, ma non è una squadra da ambire a grandi trofei, almeno per il momento. Sicuramente il Napoli può lottare per un buon piazzamento in Champions League, ma certamente non può vincere lo scudetto. È vero che poi il calcio è bello proprio perché è imprevedibile, però le previsioni non possono vedere il Napoli vittorioso di questo campionato. Dicevo, almeno come previsioni, poi magari volesse il Dio e il mondo no che succedesse, ben venga, ma le previsioni devono essere, come dire, calibrate, ponderate e dette naturalmente proprio restando umili e concentrati sulle possibilità veritiere che ha il nostro Napoli. Quindi a questi tifosi io direi che sicuramente prima del Napoli, che sicuramente è tra le favorite per il piazzamento Champions League, prima del Napoli c'è il Milan, poi c'è l'Inter e poi c'è la Juve. Al quarto posto io metterei e metto per il momento al Napoli, poi sperando, naturalmente me lo auguro io come ce l'auguriamo tutti i tifosi del Napoli, che il Napoli smentisca questa mia previsione e invece del quarto posto il Napoli si piazzerà al primo posto. Hai visto mai? Però passare da il Napoli e Gattuso sono da Serie B a passare il Napoli vincerà lo scudetto solo dopo una partita, ce ne vuole e ce ne vuole. Quindi, cari fratelli partenopei, tifosi del Napoli, godiamoci questa bella vittoria a Crotone contro il Crotone, che naturalmente a chi si sente orgogliosamente meridionale come sottoscritto alla fine poi dispiace, perché il Crotone è una squadra molto simpatica e soprattutto una squadra del sud, però purtroppo il campionato è così. Quindi godiamoci questa vittoria contro il Crotone, ma restiamo con i piedi per terra, restiamo concentrati sulle possibilità del Napoli, altrimenti sarà facile la delusione, perché dopo l'illusione arriva la delusione. Invece pensiamo a un Napoli in lotta per un piazzamento Champions, pensiamo a un Napoli da quarto posto e poi ben venga tutto il resto. Se son rose fioriranno e noi naturalmente con la speranza aspettiamo che le rose fioriscono, però
dire che il Napoli vincerà questo scudetto dopo aver battuto il Crotone, secondo me, cari tifosi del Napoli, è troppo. Complimenti al nostro Napoli per questa bella, meritatissima, convincente e importante vittoria. Siamo già in attesa della prossima gara che vedrà se il Napoli riuscirà a superare il turno, quindi testa alla Real Sociedad per quanto riguarda l'Europa League. Per il campionato l'ultima cosa che voglio dire è farvi notare che il Napoli, oltre la Lazio e l'Inter, è la squadra che ha già affrontato tutte le grandi e in confronto agli altri in classifica è la squadra che ha una partita in meno, che non si è mai giocata e soprattutto gli è stata data sconfitta e soprattutto un punto di penalizzazione. Quindi se tenete presente queste cose come faccio io, fate bene, perché queste sono realtà che sicuramente vedrebbero, se giustizia esistesse, il Napoli in un altro piazzamento. Aspettiamo, chi vivrà vedrà. Intanto, al di là di qualsiasi risultato, sempre e solo Forza Napoli, squadra e città.